Sebastiano Magnanini, il 46enne di Canareggio trovato morto nel Regent's Canal di Londra, non sarebbe stato ucciso dai tre senza tetto fermati per la sua morte, ma da un'overdose risultata fatale al termine di un festino a base di droga. Questa è la ricostruzione degli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sulla sua morte. In un primo momento la polizia londinese aveva avviato un'inchiesta per omicidio. Il corpo del veneziano venne infatti rinvenuto legato ad un carrello della spesa. Furono fermati i tre senza tetto, accusati di aver tentato di occultare il cadavere di Magnanini. Due avrebbero gettato il corpo nel canale, mentre un terzo li avrebbe aiutati a utilizzare il bancomat preso al 46enne dopo che era morto per overdose. Uno dei senza tetto, condannato a 4 anni di detenzione per occultamento del cadavere e frode, incontrò il 46enne mentre cercava di comprare droga nell'area di King's Cross a Londra. I due andarono nell'appartamento dell'inglese e lì assunsero crack ed eroina. Magnanini perse i sensi e morì, mentre il senza tetto che era con lui, insieme all'altro condannato a 12 mesi, gli presero il bancomat e lo usarono decine di volte, arrivando a spendere circa 2000 sterline. Poi il senza tetto che era con lui inizialmente si sarebbe sbarazzato del corpo con l'aiuto del terzo complice, un 22enne, gettandolo nel canale. Per quest'ultimo la pena è di 2 anni.